buonasera a tutti. Intanto io vi ringrazio per essere venuti così numerosi. Vi dovete accontentare di questi 3 piedi, che è il massimo che ho potuto trovare, quindi spero che non vi dia problemi, perché non c'era nulla di più grande. Dunque, intanto ringrazio il professor Ridecco per avermi introdotto, la professoressa Di Falco per aver speso delle belle parole riguardo all'importanza della lingua latina, e anche il marito, Corrado Pellicri, che è venuto da Catania, io ci tenevo a conoscerlo perché ho studiato su suo libro di Promessi Sposi, insomma. È un onore averlo qua, perché non devo leggere il suo nome, adesso posso dare un voto al nome. Sono contento, mettiamolo così. Sì, chiaramente, sottinteso la professoressa Piccioli, sì, che è la presidentessa dell'Andea, quindi quest'oggi mi occuperò di un argomento che in realtà non è la relazione principale, perché fondamentalmente io sono assolutamente malato e fissato con la grammatica latina, cioè mi interessano più che altro le norme, le cosiddette eccezioni, che poi in realtà eccezioni non sono, perché si può trattare semplicemente di usi differenti di quel determinato costrutto. Però chiaramente se facessi una lezione di grammatica latina, tra 5 minuti non ci sarebbe nessuno. Quindi giustamente devo cercare di rendere interessante la lingua latina, quindi ho pensato come ho già fatto altre volte, di parlare dell'importanza della lingua latina e della sua presenza in una lingua che utilizziamo, almeno credo tutti, il siciliano, cioè quasi ogni giorno. Ecco, c'è la lingua siciliana, certo, innanzitutto per molti è considerata quasi sinonimo di vergogna, cioè ci sono molte mamme che dicono ai bambini, che poi lo dicono anche in siciliano, non parlare siciliano, proprio per zavuto, dicono, che lo dicessero in italiano, cioè che lo dico in siciliano. Ma non è così, cioè, perché in realtà la lingua siciliana sarebbe potuta diventare per poco la lingua, insomma, utilizzata da tutta l'Italia, quindi quello che noi chiamiamo italiano altro non è che il dialetto toscano adottato per convenzione. Dunque, siccome i toscano non ci sono, quindi ci dicono stimo di gran lunga la lingua siciliana. Allora, mi occuperò di alcune matrici latine che noi possiamo trovare appunto nella nostra lingua, o dialetto secondo alcune teorie, dipende. Secondo me una lingua i dialetti sono le sfumature provinciali, ragusano, catanese, eccetera, eccetera, però per alcuni è direttamente un dialetto. Dipende, ma bisognerebbe studiare tanto su questa cosa. Allora, innanzitutto partiamo da alcuni termini che non hanno subito mutamento, cioè significa che molti termini latini che venivano utilizzati, quindi fin dai tempi dell'impero romano, probabilmente anche termini colloquiali, non hanno subito mutamenti fonetici e tutt'oggi noi li pronunciamo assolutamente nella stessa maniera in cui li avrebbero dovuti pronunciare i romani. In poche parole, cos'è che è successo? Per dirlo in parole brevi, dobbiamo dire che le vocali I e U, presenti nelle parole latine, nella lingua toscana si dice che si sono aperte. Cioè la I è divenuta E la U è divenuta O. Ma molti di questi termini che contengono la I e la U sono rimasti uguali nella lingua siciliana. Se noi per esempio, faccio classici esempi banali tutti i giorni, soprattutto nel suo periodo, se diciamo musca, che significa mosca, in latino musca significa mosca. Il fatto che poi nel toscano la U si sia aperta in O, sia diventato mosca, significa che questo termine che noi oggi stiamo pronunciando altro non è che lo stesso termine latino che è rimasto qui, perché il vocalismo siciliano è pressappoco lo stesso del vocalismo latino, cioè le vocali sono rimaste quello che sono, non si sono aperte. Così anche per l'avverbio o per posizione che sia, supra. Se il latino cercate supra significa sopra. Se si fanno la prova, sopra dice perché giustamente lo vedete supra, cercate in un dizionario, supra significa sopra, cioè quindi la U non si è aperta. Lo stesso vale, lo stesso vale per quelli che contengono la I. Se per esempio prendiamo, ne faccio uno solo che non mi voglio, se prendiamo per esempio vitrum, neutro, che significa il vetro, la desidenza dell'accusativo cade perché diversi sostantivi italiano-siciliani derivano dall'accusativo con la poco della parola finale. Noi in italiano abbiamo vetro, perché in italiano, in toscano abbiamo vetro, perché succede questo, cioè la vocale I si è aperta. Quindi questi termini come musca, supra, ritro e tantissimi altri che potrei elencare conservano una matrice latina, cioè perché noi stiamo mantenendo lo stesso vocalismo, e questa è una cosa importante, perché mantenere il vocalismo di una lingua che non
si parla più, significa essere più grandi conservatori di questo, perché non ci sono altri, forse qualche dialetto centro-meridionale, forse in parte, non lo so, il calabrese, il napoletano, ma più che altro la lingua siciliana è di gran lunga più vicina rispetto all'italiano, al latino stesso. Allora, adesso veniamo invece dei termini su cui non c'è quell'esempio che ho fatto poco fa del globalismo, ma che sono rimasti proprio così come sono, senza mettere la bomba di locale, identici anche oggi nel siciliano. Per esempio, quando dobbiamo dire la sega, strumento per segare, si dice a serra. Piglia la serra, sicuramente questo si dice perché non è la serra della campagna. Per esempio, se voi cercate un volume popolare latino, ma anche online, non cambia niente, visto che ormai c'è tutto online, cercate serra, serra della prima declinazione significa sega. Così per analogia anche serrare. Quindi quando noi diciamo pigliare serra, termine che se storpiato, perché per me significa storpiato, visto che l'hanno fatto diventare sega, non so quali passaggi ci sono, per cui la R si è diventata G, ma lo voglio neanche sapere, mi fa schifo solo a pensarlo, e abbiamo mantenuto questo termine siciliano che di sicuro è latino. Oltre a questo possiamo vedere per esempio anche macchina. Il latino macchina ha una sola C, non è macchina. Qualsiasi tipo sia, se noi diciamo oggi macchina, è un termine latino che comunque non è rimasto solo nel siciliano, perché comprende tutti i dialetti centro-meridionali, cioè da Roma in giù dicono piglia macchina, sia che sia un romano, sia che sia un siciliano. Però al nord non ce l'hanno, la C si è raddoppiata. Poi per estensione tutti gli italiani possono dire macchina, ma tecnicamente macchina con una C è latino. Oltre a questo possiamo prendere anche il termine rota e scola. Allora, scola cecolato senza H, uguale. Se noi prendiamo questi termini, rota significa ruota in latino e scola significa scuola. Quello che è successo nel toscano è stato questo, cioè un processo che i linguisti chiamano un dittongamento spontaneo. Cioè la O si è dittongata in uo. Quindi la ruota si è esteso il termine ruota, così come la scuola. Il fatto di non avere questo dittongamento, che comunque c'è similmente nel siciliano, però si chiama metafonesi, il professore Pellegrini di Catania. Il catanese è l'unico dialetto in tutta la Sicilia privo di metafonesi, cioè loro ti dicono utempo, uvento, se tu gli dici utiempo, udiento non ti capiscono. Cioè lo dicono ho sonno e no ho suono, io pozzo e non pozzo, conferma? Conferma, assolutamente. Quindi dialetto privo di metafonesi, ma presta poco tempo si dice in tutta la Sicilia. Dunque, questo è un processo simile che però si chiama dittongamento spontaneo, perché ci sono processi interni che non sto a dire. Però comunque dire ruota e dire scuola significa mantenere assolutamente questi termini latini, così come per la preposizione inter. Allora, significa dentro e noi pronunciamo intra. Il fatto di dare un suono palatale alla T e dire intra è qualcosa che comunque è comune un po' a tutti i dialetti della Sicilia, tranne forse quelli del Piazza Armerino, insomma, dell'ennese che dicono proprio intra, trasi, però diciamo che il suono palatale che diamo è qualcosa in comune anche con la lingua inglese. C'è la professoressa Pavano che testimone, cioè si dice train, si dice try, si dice drive, si dice dream e quindi si dice gioca, drago, e così via. Quindi è qualcosa che è comune anche alla lingua inglese, per me più latina che sasso. Comunque, oltre a questo, si dice la lunga di sicuro. Oltre a questo possiamo prendere anche dei verbi che sono rimasti anzi quasi identici, per esempio. Dunque, il verbo andare e il verbo volare. In italiano andare si dice appunto andare perché deriva dal latino ambulare. C'è stato un po' qualche processo all'interno, ma andare nella lingua siciliana, in qualsiasi, ma anche parte dei dialetti comunque centro-meridionali, si è mantenuto ire, che appunto il verbo latino comunque si indicava andare. Si è mantenuto in tanti altri termini, cioè per esempio nell'imperativo, iter, è uguale, e poi in tante altre cose che ora dirò. E natare, che deriva dal verbo nato, natas, natare, natato, natare, forma intensiva di nare, che significa pure notare, deriva dal sussurrino. Quindi andare e notare, e non notare ma natare, o natari, non ire ma anche iri, si sono mantenuti nel siciliano. Il verbo ire inoltre, il verbo ire comunque non si è mantenuto solo nella sua forma normale, ma si è mantenuto soprattutto in dei composti. Per esempio, se noi mettiamo la proposizione trans, che significa oltre,
Transire, da cui transitare con l'italiano che è una forma intensiva, significa andare oltre e dunque oltrepassare. Ma in siciliano questo verbo si è ridotto a transire, esatto. Cioè oltrepassare, che significa entrare, cioè come se fosse transire iamam, perché questi verbi possono reggere anche il latino l'accusativo perché sono composti da una preposizione che regge l'accusativo. Sono apparenti verbi transitivi, come dice Gianfranco Luz. Quindi transire iamam significherebbe oltrepassare la porta. E quindi di conseguenza transire, che significa entrare. Ma non solo, anche se noi prendiamo susum, forma classica come sursum cordo, susum corda in alto, susumire significa andare in alto e quindi susi, alzarsi. Ecco, questi sono i composti del verbo eo che sono rimasti nella lingua siciliana, che comunque non sono comuni a termini italiani, perché fino a Napoli tra si dice, ma susi non lo fa neanche, perché altro non sono comunque termini della lingua siciliana, ma comunque hanno una loro valenza. Allora, poi possiamo parlare di un'altra cosa, cioè il siciliano, al di là dell'etimologia dei termini, conserva anche una cosa importante della lingua latina, cioè il genere neutro. Ci sono poche lingue che mantengono una sfumatura di neutro, mi sembra anche il portoghese, perché io ho pedato un convolino portoghese che sostiene che esiste un neutro in Portogallo, non mi sono addenturato. Però diciamo che la lingua siciliana mantiene il genere. Allora, il genere neutro ha la particolarità, sia in latino che in greco, di terminare al plurale in a. Cioè un termine neutro finisce in a. Ci sono termini neutri latini, come per esempio ferrum, filum, che al plurale il latino uscivano ed escono ancora, se qualcuno studia latino, ferra e fila, per dire i ferri e i fili. Filum comunque anche la forma maschile, filus si trova. Per cui il fatto che noi in siciliano continuiamo a dire i ferri e i fila significa che stiamo mantenendo il neutro latino. Generalmente il genere neutro in latino come in greco è utilizzato per gli esseri inanimati, cioè quegli esseri praticamente che non erano viventi, anche se c'è un caso come per esempio lo schiavo che oltre a verna, servus, famus si poteva dire anche mancipum, da manum carne, da manus carne, cioè prendere con mani e quindi comprare, significa acquisto propriamente e quindi per metonimia direttamente, anzi così lo schiavo. Ed è neutro perché appunto per i romani lo schiavo non aveva dignità, ma per il resto si tratta di esseri inanimati. Quindi ferra e fila sono dei termini neutri che noi stiamo utilizzando. Oltre a questo c'è anche il termine maschile iocus, che tuttavia ha la particolarità, assieme a locus, assieme a casus, di poter essere al plurale, anche di potersi esprimere anche al genere neutro. Questa è una cosa che i libri di grammatica non ricordano mai, cioè iocus lo escludono, mettono solo casus e locus, che poi loro sono i luoghi, mentre loci passi del libro. Ma iocus può fare ioci, ma può fare ioca, che significa i giochi, perché appunto era un oggetto. Quindi quando noi diciamo ferra, fila, ioca e così via, stiamo mantenendo il neutro latino. Anche brachium, che significa braccio, brachia sono le braccia, quindi di grazia e così via. Questo genere neutro però diciamo che è stato per analogia esteso sia ad altri termini che in latino magari non erano neutri ma li utilizzavano neutro, cioè quindi è stata una generalizzazione. Per esempio il libro, liber, probabilmente significa corteccia d'albero, e quindi libero perché erano fatti dalla corteccia, ma il primo significato di liber è legno, corteccia d'albero. Noi in siciliano diciamo di libera, perché comunque è un essere inanimato, e abbiamo esteso anche il neutro a questi termini e tantissimi altri, potete anche pensarci, non sono infiniti veramente, forse c'è più neutro che maschile in siciliano, a volte anche me lo chiedo, perché il neutro si è esteso per analogia anche per dei nomi di mestieri, dei cosiddetti nomi in agentis maschili. Non sono i professori ma sono i professura, non sono i dottori ma sono i dottura, non sono i giocatori ma sono i giocatura, ma sono esseri umani, insomma, quindi hanno una vita. E quindi chiaramente è un'iperestensione del genere neutro nella lingua siciliana. Oltre a questo però ci sono altri casi, sempre con il neutro, cioè dei termini neutri che dal neutro plurale formano un sostantivo femminile singolare. Per esempio, se noi prendiamo, più che altro abbiamo più frutti, cerasum, cerasi, sì, lo so che ci sta, grazie. Significa ciliegia, significa. Se noi prendiamo il neutro plurale, che sarebbe cerasa, propriamente significa le ciliegie.
Ma poi in siciliano al singolare diventa acirasa, che è anche un cognome tipicamente vittoriese, quindi vuol dire cirasa, cioè più siciliano di questo, ma anche come mio. È anche plurale. Anche plurali, I cirasa, sì, rimane a cirasa, poi cirasa, sì, certamente, anche al plurale mi stanno facendo notare, è vero, si mantiene il tempo, giusto. Per esempio, secondo questo stesso processo c'è anche pomum, che in latino significa frutto genetico. Dal neutro plurale poma, anche se questo qui però non è singolare, non è plurale. Un attimo che mi sono mandato, non ho occhiato, un secondo preciso, così evito di... Questo qua. Se noi prendiamo il termine malum, che significa mela, poi il significato cristiano anche male, così via, per giocare sul fatto che la mela era un male. Pensate, malamale significa anche guancia in latino, e noi infatti guancia c'è in Cuba, come fosse una mela. C'è anche i latini, la guancia mala, che alla stessa origine di malum capivano che era una mela, insomma. Se noi prendiamo il termine malum, che significa mela, e mettiamo l'aggettivo pessimum, pessimus aum significa della persiana, dalla pessia, cioè persiano, per cui malum pessicum significa il frutto della pessia, che sarebbe il piano della pesca. Quindi, cosa è successo? L'aggettivo in sé per sé, con l'ellisse del sostantivo, ha finito per indicare l'intero frutto. Quindi, persicum pessici, insomma, in Plinio, forse qualcuno che si occupa di, non so com'è da Plinio sicuro, persicum pessici significa appunto pesca. Dal neutro plurale, persica, che significa chiaramente le pesche, è venuto in siciliano nostro a piessica, a pessica invece di cambia le R si scrivono tutte regressivamente, non è la volta ma è la volta, così un po' come i racusani, ecco. Quindi diventa a pessica e a piessica con la metafonesi qua da noi nel racusano a Vittoria. Un'altra cosa importante che secondo me insomma, bisogna dire un'altra presenza del latino nel siciliano sta nel passato remoto. Dunque, generalmente i passati remoti latini, la maggior parte, sono perfetti in B, cioè il suffisso temporale e la B sono i più semplici di tutti, generalmente sono un po' tutte e quattro le coniugazioni, anche in addirittura, però generalmente sono quelli della prima coniugazione. Quindi se noi prendiamo il verbo amare, il passato remoto terza persona singolare fa amavit, che ha studiato latino comunque cosa che significa egli ama. Amavit. Allora, farò gli altri. Cos'è che succede? Ci sono i sostenitori della pronuncia restituta, o classica comunque, che sostengono, comunque con le loro ragioni, perché lo dimostrerò che probabilmente non si sbagliano, che i latini la B non l'hanno mai pronunciata. Cioè riconoscevano magari che c'era qualche differenza dalla normale vocale, oppure da una vocale interconsonantica, che deve avere un suono semiconsonantico, ma pronunciavano amavit. Chiaramente però questo non si può dimostrare, perché se un latino dicesse vita o vita non lo possiamo sapere, quindi possiamo supporre. Però nel siciliano è successo questo. Dunque, ammettiamo che avessero pronunciato amavit e lo riscrivo con la 1 secondo, è successo questo. Dunque, in tutta l'Italia la it cade, c'è la desinenza, e resta amau, come era in siciliano. Però cosa succede? Il dittongo au al nord Italia, per qualsiasi termine, se chiuso no. Se prendete per esempio cauda, che significa coda, auda diventa coda. Se prendete fauce, diventa foce. Poi se prendete per esempio paucus, diventa po, e così via. Per cui da amau in Italia si ha amo, ma in siciliano, passato remoto, è rimasto aperto, amau e non amau. Per cui il fatto che sia vocalizzato probabilmente indice del fatto che in Sicilia i latini dicessero, al di là del livello di cultura, amavit fino a restare amau e non amavit. Lo stesso vale per il verbo cantare. Noi abbiamo esattamente cantavit, e così anche per notare, perché abbiamo atavit. Ma questo non è successo solo per quelli della prima coniugazione lineare, che sono i più facili, amare, cantare, natare, ma anche per quelli della terza e della quarta, più che altro della quarta. Per esempio il verbo eo, il cui passato remoto fa ivit, e gli andò,
cadendo la B, io, è rimasto uguale. Lo stesso vale per esempio vestire. Sì, i paradigmi portano vestiti senza la B, ma è attestato in colleghi in altri vestiti. Vestiti, vestire, punivit. È attestato pure questo con la B, il Valerio Massimo in Dacia. Lo potete cercare anche se vocabolari danno punivi è attestato. E che insomma, non l'IL lo riporta tutto. Comunque, punio, anche da finio, finivit con la B attestata, anche se comunque c'era Mariotti in un momento, però c'è finì e finivi. Finio, punio, vestio e così via. Quindi questo indice di passato remoto che noi ancora utilizziamo, dove il dittongo A non si è chiuso in O, potrebbe chiaramente essere indice del fatto che coloro i quali sostengono la pronuncia restituta non si sbagliano sul valore della B della U nella lingua latina, perché se noi alcune di queste V che noi pronunciamo in latina, ma vit, l'abbiamo invece mantenute evocata, ma U, cantavo, natao, forse possiamo cominciare a credere che si dicesse cantavo, natao, insomma, ne parlavo con un professore calabrese proprio qualche giorno fa, ne abbiamo parlato, mi ha detto lo dovremmo dire a qualche linguista del nord, dice sì, in effetti dovremmo far notare questa cosa, magari ne richiamo, magari già lo sanno, dico, che mi stai guardando, non lo posso sapere. Comunque, parliamo di un'altra cosa. Come? Io cantavo. Sì, però c'è un'altra, perché c'è un'altra vocale dopo, quindi la B, io cantavo, sarebbe suonata male, deve per forza lettera consonante. Questo invece è finale. Non è che noi già vita mav, basta, no, vita ma e non c'è più niente dopo. Probabilmente si è vocalizzata anche successivamente, non lo possiamo sapere. O probabilmente l'hanno sempre pronunciato così, io non c'ero. Non lo posso sapere, posso ipotizzare. Ci sono alcuni termini siciliani che derivano anzi che sono solo esclusivamente siciliani, quindi non diffusi comunque in Italia, che derivano da una forma intensiva o iterativa o frequentativa, come portano alcuni libri di grammatica, di altri verbi base latini. Per esempio, se noi prendiamo il verbo, allora intanto com'è che si formano queste voci intensive? Non lo so, si formano, non lo posso spiegare tutto bene, ma vi dico che potete farlo prendendo il supino di ogni verbo, tanto alla fine il risultato è lo stesso. Quindi lo dico se poi qualche latinista vuole seguire che non so la grammatica, si fa in altri modi, ma non posso mettere a parlare desinenza in do e so perché veniamo domani. Quindi prendete il supino che è lo stesso. Ecco. Se noi prendiamo il supino per esempio del verbo capio, fa capto. Da questo supino, se noi arbitrariamente ne stacchiamo la desinenza cum e cominciamo a mettere poi le desinenze delle persone per formare un paradigma, abbiamo questo verbo, captare. Cioè capto, capta, sapiato mare, che significa prendere più spesso e dunque continuare a prendere. C'era un valore iterativo o frequentativo, cioè di ripetizione dell'azione verbale, di quello che vuole indicare il predicato verbale. Molti verbi siciliani, quasi tutti anzi, hanno un intensivo con la proposizione ad. Rispondere non è rispondere, ma è a rispondere. Riuscire non è rinescere, ma è a rinescere, e così via. Questa ad la potete fare in qualsiasi verbo che volete. Ma che è successo con questa matrice latina? Ad si è unito a captare. La ad comunque non ha nessun valore di traduzione, è semplicemente un'intensiva che è una x, un'incognita. Essendo sempre qua. Ad captare è diventato accattare, esattamente. E accattare non è italiano, ma è utilizzato solo dai dialetti centro-meridionali, cioè da Napoli fondamentalmente in giù, i romani non ce l'hanno. Significa prendere più spesso e dunque comprare. Ma ha anche il significato di partorire. Quando una partorisce si dice che accattava. Accattava sì, perché i composti di capio generalmente possono indicare anche l'atto del partorire, cioè per esempio concipio concipis, concipio conceptum conciper, significa, da come è capio, prendere insieme, significa anche venire a sapere, capire, comprendere, in quel senso metaforico, comprendere quindi sapere, bla bla bla, questo è quello che si sa. Però significa anche partorire, insomma, la volata concezione, concetta, concepita e così via. Questo stesso valore del verbo capio nei composti, che indica appunto l'atto del partorire, lo troviamo in accattare, che significa appunto prendere, comprare, ma anche partorire. Un altro verbo che ha subito anche questo stesso, insomma, questi stessi passaggi, è per esempio, il verbo sequor latino, dal supino secutum, sequor, sequoris, secutus, sequoris. Ah, sì, esatto. Abbiamo ad più, quindi sono tutti bravi,
non vedo male, allora, perché sto scherzando, almeno è un indice del fatto che mi seguite meglio. Assicutare diventa assicutare. Assicutare. Così, secondo questo stesso processo, abbiamo anche, per esempio, da moveo, moves, movi, motum, movere, ad motare e quindi a buttare. Cioè significa muovere, più spesso, quindi spingere. Ad motare. E ora ce n'è uno che Catania senza l'altro, che c'è Felice, quindi sì, è fortuna che non Catania si fa, perché il verbo pingo, pingis, pingsi, pictum, pingere, dal supino pictum, ha una forma interativa quale pictare, che significa dipingere più spesso e dunque pitturare. A Vittoria, per Rosano, in altri paesi noi abbiamo l'ad intensiva, appittare, ma per esempio per Livio dovete dire pittare in za, giusto? Ormai dopo 6 anni che sono a Catania, per comparare la barriera, non ne posso andare, aspetto la cittadinanza fondale e penso piano. Allora, scherzo a parte, dunque questi sono termini che dunque possiamo parlare anche per esempio di qualche aggettivo, avverbio. Come ho detto prima, molti termini, per esempio, e poi non mi stanno più, derivano dal caso accusativo. Prima ho dimostrato, per esempio, se noi prendiamo il nome latino pulex pulcis, che significa pulce, se prendiamo l'accusativo troviamo pulicem con la caduta della M nella desinenza, che è una cosa che capita spesso, abbiamo pulice. O per esempio l'aggettivo magnus magna magnum, questo è solo vittoriese, ma per dire sicuro l'ho sentito la sua moglie. Se noi prendiamo magnus magna magnum, che significa grande, da un'accusativa avverbiale comunque di origine greca ma attestato magnum, abbiamo magno. Allora questo magno, che è rimasto paradossalmente solo a Vittoria, forse qualche paese vicino, significa molto. Cioè chiaramente un vittoriese l'avrà sentito di sicuro la fatto qualche volta, quando dice qualsiasi cosa può identificarla con magno, come si dice magno, come dice magno e così via, che significa molto. Ma magnus significa grande, non significa molto, quindi perché è stato un passaggio dal significato di un aggettivo di quantità è diventato un avverbio di quantità? Questa cosa è qualcosa che chi comunque ha studiato grammatica latina sa, i professori lo sanno sicuro, che possiamo ritrovare nei verbi interest e referent. Se noi prendiamo interest e referent, che vogliono dire interessare, per indicare il grado dell'interesse, non diciamo col genitivo di qualità multi interest, multimea interest, multimea referent, ma diciamo magni interest e magni referent, parvi interest e parvi referent, col senso di interessare molto e non grande. Per cui questo stesso utilizzo, cioè ovvero del passaggio semantico da un aggettivo di quantità a un avverbio di quantità, lo possiamo riscontrare anche in questo termine vittoriese magno, che ha la stessa valenza. Allora, se prendiamo sulfur sulfuris, che è l'unico sostantivo in ur, e questo nel suo libro di grammatica lo scrive, che non è neutro in latino, perché quelli in ur sono quasi tutti neutri, ebur, butur, ma l'unica sulfur sulfuris che può essere maschile o femminile, non lo ricorda nessuno, però una volta me ne sono accorto per caso. E invece non si sbaglia la tinta, ma i libri di grammatica non ce l'avevano. Comunque questo qua significa lo zolfo. Lo scrivo qua, zolfo. Allora, questo termine, sulfur sulfuris, che significa zolfo, è rimasto nel termine siciliano solfuro, che serve per indicare l'accendino, cioè l'accendino, fiammifero. Sì, invece ha che funzione. Se noi prendiamo l'accusativo sulfure, abbiamo usolfuro. Allora, questo termine però a Catania si dice in un altro modo, e ora lo spiegherò, lo dirò, che c'è Pelica che sta guardando. Dunque, se noi vittoriese vedete di prendere un fiammifero, dice che pigliamo fosforo. La testa di un fiammifero è fatta da componente metà di zolfo e metà di fosforo. Il fatto che noi con lo zolfo indichiamo l'intero fiammifero è un processo fonetico che si chiama, una figura retorica quasi, che si chiama sinettoche, cioè indicare il tutto con una parte. Però non posso fare esempio. Però qualche esempio nei giovani di oggi, quando fanno apprezzamento alle ragazze ci sono. Dunque, non lo posso fare. Fosforo, ma a Catania, invece a Catania dicono ospero o prospero, giusto? Prospero. Ma il loro prospero che dicono
venivano a Catania per indicare il fiammifero deriva da fosforo. Ogni passaggio della F alla P, se come vedete spunnare, si poteva avere spunnare, cioè la F diventa P, per cui fosforo diventa fosforo. Ma noi lo eliminiamo con lo zolforo e così via. Quindi questo è qualcosa che è rimasto. No, perché se si sa che non dobbiamo cambiare. Ecco, per esempio, allora, possiamo parlare anche di altri avverbi. Per esempio, se dobbiamo indicare dove è generico, dove si dice unni. Questo unni deriva dal latino unde, che non significa propriamente dove, ma significa da dove. Dove si dice unni? Sì, unne, dunque così, mettiamolo così, però unne da dove generalmente significa dove. Qui è successo questo, cioè praticamente abbiamo avuto quello che si chiama assimilazione progressiva, cioè praticamente il gruppo consonale di QN e D si assimila progressivamente in doppia N. E questo è qualcosa che capita nel siciliano con qualsiasi termine, potete pensare a qualsiasi gerundio. I gerundi è facile, giocando, giocando, parlando, parranno, tondo, tu, nu, mondo, mu, nu, e così via anche per i gruppi FB. Piombo, ciumbo da noi e chiumbo da Peligro, come devo dire, chiumbo da Peligro, ciumbo da noi, e così via per altri. Dunque, unde, o per esempio, devo girare per esempio possiamo prendere anche l'avverbio tanno, che significa allora, che deriva dal latino tandiu, che significa un tempo, significa anche tanto a lungo, ma significa anche un tempo, allora, tanno, tandiu. O per esempio possiamo prendere anche antura, che deriva dal latino, sì, questo tutto non lo so, anteora, cioè, prima di un'ora, dunque l'ho detto poco fa, anteora, antura, è rimasto. Dunque, vediamo che posso scivolare. Per esempio, ne parlavo con la di Falco, con l'altra scuola, nel vittoriese, comunque no, anche nel catanese c'è questa, nel catanese non più, nel lentinese, il congiuntivo imperfetto del verbo essere, oltre la forma comunque io fussi, tu fussi, tu, non abbiamo i soggetti posposti, a Catania non ce l'hanno, dicono tu fussi e non tu fussi tu, e così via, ma ha anche una forma parallela che è io forra, tu forra e così via. Questa forma non è comune a tutti i dialetti, lo sentite dire solo all'lentinese, con la semplificazione delle R, che è una cosa che fanno spesso anche a Catania, cioè non dire forra ma fora, anzi fora, su fora e così via. Questo forra, secondo alcuni grammatici, dovrebbe derivare, ma non lo so se condividerlo però, da più che perfetto latino fuerat, cioè egli era stato e dunque fosse. Non si generano spesso anche in italiano, diciamo, ma se tu eri stato, allora avresti, quindi se fosse così via. In realtà non potrebbe esserci, si potrebbe arrivare allo stesso risultato tramite passaggi, però bisogna considerare, potrebbe anche essere, che i latini che esprimevano il congiuntivo imperfetto del verbo essere, oltre con la normale forma essere, MSS, bla bla bla, anche con quella arcaica del verbo sunt, cioè forem, fores, attestati in Cicerone e tanti altri, foret e così via, cioè dire si forem in latino è come se fosse si essere, se fosse. Probabilmente io forra, tu forra, tu forra deriva da questa radice del verbo essere, questa è la radice del verbo fiuo greco, che significa generare, forem e così via, da così forma fore, l'infinito, che poi è presente nello futuro per analogia, il futuro, il verbo fio, il verbo futuro, tantissimi altri. Allora, quindi questo potrebbe essere un'altra cosa, cioè magari potrebbe essere che derivi anche da questo, oppure per esempio, un altro termine che è diffuso solo a Catania, no? Che non ce l'abbiamo, ve lo dico perché. Se no prendiamo fragile, quando la cosa è in marcia, no? Fragile, perfetto. Noi utilizziamo frarigiu quando uno si bagna, bagnato fragile e così via. Ma la dizione catanese, fragidu, mettendo la C prima rispetto a noi che diciamo frarigiu, in realtà è la più giusta. Cioè, non è una metafisi, la metafisi l'abbiamo fatta noi, c'è lo scambio. Perché che è successo? Il latino non si dice fradigius, ma si dice fragilus. Se voi cercate, trovate fragilus
appunto, che significa marcio, ma anche magari nel senso di fradicio o delle memorie. Per cui se un catanese dice che è fracitur, sta rispettando l'ordine delle parole che sono latine, fragilus e non fradicio, che è quello che c'è stato in italiano, da noi c'è questa metafesi. Sì, le metafesi sono perché potete pensare che quando per la prima volta a Catania quando ancora Cufuni si sente, ma chiaramente Cufuni è una metafesi nostra, perché se vedi Cufuni, cioè il fuoco grande, cioè, però quando dicevo Cufuni mi guardavano strano, cioè che parla che si sente, dice no, da me Cufuni è normale, da alcuni invece è Fuguni, poi capite, mamma mia, cioè, così. Per esempio, un'altra cosa che possiamo vedere, faccio introduco la metafesi, per esempio, in siciliano il nesso GR, cioè ogni termine che inizia per GR, perde per aferesi la G iniziale. Cioè quindi per esempio se uno è grande è ragni, e quindi la G si chiama, se uno è grosso, a Catania è rossu, a Vittorio è ruossu, e così via. Quindi se uno si gratta, e la G gratta. Questo è successo anche per dei termini latini che sono rimasti nel siciliano, ma non nell'italiano. Per esempio, in Plinio è attestato, non lo dite, granato, non so lo sapete, granatum, granati che significa meo grano, ma cadendo la G è rimasto un granato, ma a Catania si dice, se non sbaglio, l'anato, o là, giusto? Non lo può confermare? Granato senza la no, giusto, granato, no, perché molto spesso la G diventa, per esempio, granchio, diventa arancia, cioè la G si può vocalizzare in alma, sono qualcuno l'anato, però non lo so, dipende, prende sicuramente l'anato, ma questo succede anche nel sostantivo gastra, raro, che significa vaso. Dunque, quello che prima, sì, ma qui non c'è ancora la R, quindi cosa è successo? Quello che abbiamo avuto prima è stata una metafesi, cioè la R, se non deve dire, quindi da gastra abbiamo avuto intanto grasta. A grassa pure si dice? Ah, Cartagirone è grassa, quindi sì, ma è ecco, questo è greco, da greco, sì, in latino c'è grassa, l'hanno preso, di origine greca, Grazie, sì, non posso boccare, scusate. Io letteratura italiana, non vedete offendere. No, diventa rasta e così via. Dunque, per esempio, faccio l'ultimo magari. Allora, se noi prendiamo per esempio termini di commissione greco-latina, cioè se per esempio noi prendiamo, questo già l'avevo detto anche a scuola, ma lo ridico, in greco il termine per indicare il sedano, e questo qua lo scrive a caratteri latini, Sericon, giustamente, Sericon. Dunque, quando intorno al 650 a.C. è stata fondata la città di Selinunte, l'hanno chiamata Selinunte perché probabilmente l'hanno trovato tanto che tu sedano, dice, chiamiamola Selinunte, tant'è che lo stemma della moneta è il sedano. Dunque, il sedano, che si trova però selvatico, cioè fra le rocce, Petras Selicon, lo faccio caratteri latini, cioè il sedano della pietra, e quindi significa proprio selvatico. Non parlate più, è il prezzemolo. Questo termine, lo so, si trova sì anche in greco, però è utilizzato da Plinio il Vecchio per spiegare comunque la botanica, che parla di Petroselinum. Sì, che è quello che prende un fucile in siciliano. Con la sincope di lì, Petroselinum e poi Prugesinum, mentre secondo Devoteoli in italiano prezzemolo diventa da Petri un altro termine. Dunque, andiamo a guardare, possiamo parlare per esempio di termini che hanno avuto anche, ma non so se parlare di involuzione semantica, ma forse quasi, per esempio, se noi pensiamo a mappina, cioè mappi in latino, che poi è una cosa che è un paradosso, cioè se noi in latino cerchiamo mappe, significa fazzoletto, tovagliolo. Poi anche per estensione la mappa come carta, perché veniva in dialettica, non fosse un fazzoletto in un tavolo, quindi prendi sta mappa nel senso anche di carta geografica. Però mappina, che dovrebbe spiegare il piccolo tovagliolino, perché è un diminutivo italiano, siciliano, che deriva da mappa, è finito per indicare una cosa più grande di un tovagliolo, che è la mappina, cioè non è una mappina, è 58 un tovagliolo,
Cioè non capisco perché da mappa si è passata a mappina, però paradossalmente questo diminutivo indica un oggetto più grande che si vediamo. Mappa, mappina, o per esempio. Il spagnolo tirano molto grande. Certo, l'uso di poco modo, quindi più di spese la mappina, sì, perché chiaramente l'uso volgare, sì, giustamente, l'uso volgare dell'oggetto ne ha fatto per questo motivo, esattamente. Ma di possiamo prendere anche per esempio il termine uva, ragina. In latino acino, o comunque anche uva, perché si può dire anche uva, si dice ragenus, ragene, da cui deriva la ragina. O per esempio, se noi prendiamo sì, in francese, sì. E c'è anche uno scritto Brasile. Se noi prendiamo cucurbita, significa zucca, da cui deriva la cucuzza, perché cucurbita in italiano non si utilizza. O per esempio, quando dobbiamo ecco per esempio la pesce, la prugna, no, scusa, sbagliato. Prunum pruni significa prugna. Ecco, prugna in italiano deriva da pruna, cioè praticamente dal neutro plurale che diventa singolare. Tanti termini italiani, ma non solo di frutta, pensate mirabilia, meraviglia, gaudibilia, gozzoviglia e così via. Quindi prunum, pruna da prugna. Ma in siciliano a Catania le lingue dice Bruno, prende la prugna. Nel dialetto vittoriese invece è successa questa cosa, cioè c'è stata praticamente quasi un'ependesi e Scubiruno è diventato così, praticamente. Ma è qualcosa che però non lo facciamo qua, ma i catanesi lo fanno in altro, cioè noi diciamo ucirietto, e i catanesi dicono ucirivetto, c'è una I che non c'entra niente, quindi se ce la mettiamo noi non ce la mettiamo anche loro, cioè ci può essere la volta un'ependesi, una I che magari sì, no, dico ucirivetto. Dunque, altri che derivano dall'accusativo, per esempio, quali sono questi che derivano dall'accusativo come al solito? Forficis, significa forbice. Se noi prendiamo l'accusativo singolare, forfigen, a forfici, con due F a Catania, a fuorfici, a Vittoria. E deriva chiaramente dall'accusativo. Se prendiamo mulieris, che significa donna, mulierem l'accusativo. Qui c'è stato praticamente un restringimento semantico, cioè dalla donna normale muliere è finita la donna proprio, cioè quindi la moglie. L'italiano moglie deriva dal nominativo mulier, ma l'accusativo muliere deriva da questo. Dall'accusativo, cioè vuol dire muliere deriva da muliere. Per esempio anche il termine uomo, dall'accusativo hominem deriva quello che è vittoriese è uomino, ma in molti dialetti è uomo, come forse dicono anche a Catania. Catania dice uomo, no? Uomo, noi diciamo uomino, quindi chiaramente per sì, dall'accusativo, ma chiaramente questo è l'accusativo. Il verbo tuso, tundis, tutudi, tuso, tundere significa colpire, percuotere. Il composto pertundo significa colpire attraverso e dunque per fare, pertundere significa per fare. Se prendete il paradigma riuscirà pertundo, pertundis, pertudi, pertusum, pertundere. Dal participio passato sostantivato, neutro sostantivato, pertusum, pertusi, col significato di ciò che è stato sfondato, finito ad essere in italiano forse antico il pertugio, forse comunque anche troppo il pertugio, non lo dico, non so, non l'ho mai sentito, però c'è, ma uburtusu in siciliano si trova e così via. L'ultimo che dico è un termine che a Catania è rimasto forse solo fino al primo livello, poi si è totalmente perso, cioè uvespiri, cioè per indicare uvespiri, sì, questa è una cosa, in Berga vespiri si trova, però il catanese vespiri quando lo dico non lo capisco. Magari ci vediamo il pomeriggio, dicono, cioè, dopo pomeriggio l'ho dato, ma no, vespiri, non si sente. Però vesperis è una cosa che... Sì, da vesperi si ha vespiri.
stavo dicendo proprio quello, perché c'è una cosa che è per dire invece, cioè, vespere significa sera, ma poi finito per indicare il pomeriggio. Ma il termine filuvesperi per indicare sì, il primo pomeriggio, quindi l'orario generalmente dalle 3, qualcosina in poi. Questo filo c'è chi pensa che possa arrivare dal greco, io non ci metto mano perché non lo so, mi sembra un po' eccessivo il greco, il caro, non lo so, devo vedere. Però non è l'unica matrice latina che si ha per indicare questa fascia oraria. Cioè per esempio al nodo, i netini, i siracusani, al posto di dire filuvesperi, dove c'è vesperi, dicono, ne venivano a filinona. A filinona. Perché? Perché ora nona in latino, secondo l'area dei romani, erano le 3 di pomeriggio. Quindi la filinona significa questo, cioè praticamente si equivale tra filuvesperi. Io ho parlato per personalmente, magari dico che è andato in budget, ma fatto una cosa giusta, sì. Nella provincia di Ragusa, particolarmente a Comiso, il verbo abissare significa sfasciare. Allora, sono 2 le cose. Ma a Catania, un secondo, è a Vittoria. Scusate. A Catania, abissare significa aggiustare, non sfasciare. Perché deriva? Perché deriva da ad versare, cioè portare al verso giusto e quindi aggiustare. Probabilmente a Comiso o c'è un'altra privativa, o probabilmente deriva da abisso, non lo so, ma il senso che utilizzano è diverso. Ma noi nel dialetto vittoriese abbiamo conservato di abissare col senso di aggiustare solo il participio perfetto, un attimo lo so cosa sapete. O nella forma abissato o abissato con la prima, non è pensato. Ma qua anche aggiustare, solo il participio passato, come sembra giusto e sfasciare. Una picciola abissata, sì, che sistemava, va bene.